Non c'è solo l'altopiano di Asiago tra le location vicentine per i grandi eventi di orienteering. Anche Tonezza del Cimone si è dimostrato un campo di gara particolarmente apprezzato dagli appassionati dello sport dei boschi. Il territorio che abbiamo trovato qua su a Tonezza è ricchissimo di quei dettagli, di quei particolari, di una natura ancora incontaminata che gli appassionati di questo sport trovano fantastico frequentare e scoprire. Abbiamo attirato persone da Roma, dalla Liguria, dal Friuli, dall'Emilia Romagna che si sono trovate entusiasticamente a gareggiare in questi magnifici boschi e di questo dobbiamo ringraziare le amministrazioni e le istituzioni che credono con noi nella realtà dell'orienteering. Questo tipo di manifestazione, orienteering, è servita a Tonezza del Cimone per far conoscere il nostro territorio a 360 gradi e per fare in modo che il nostro territorio riacquisti una vitalità che era stata persa nel tempo. In campo maschile il nuovo campione veneto long distance è il marosticense Diego Baù. La gara è stata abbastanza tecnica, un terreno bello tosto e diciamo un po' sui sentieri, ma anche le zone in cui richiamavano il Cansiglio, zone molto tecniche con depressioni, buche, tanti cambi proprio di terreno, quindi una gara abbastanza tosta da portare al termine. Arriva da Schio la vincitrice tra le donne e non è una novità, in bacheca infatti c'è già il titolo sprint ed ora Michela pensa alla staffetta ed al campionato middle. La gara è andata molto bene, sono riuscita a mantenere una buona velocità per tutta la gara senza fare errori, qualche sbavatura ma niente di che. Non mi aspettavo un tracciato così tecnico, è stata veramente una bella gara, di sicuro una buona cartina per fare allenamenti. Orienteering non vuol dire solo medaglie e titoli in palio, ma anche la possibilità di far conoscere il territorio. Stiamo sviluppando un progetto importante per il radicamento dello sport dell'orienteering. Siamo già al secondo anno di attività. Oggi per esempio realizziamo 2 giorni di orienteering Tonezza Weekend e il secondo giorno è anche la fase finale del campionato Veneto Long Distance. È un'attività a cui noi teniamo molto e a cui tiene molto anche la comunità montana, che ha capito che questo sport ecologico, lo sport dei boschi, si può facilmente radicare in tutti i comuni che ne fanno parte. La lungimiranza nostra è quella appunto di promuovere questo sport ad alti livelli. Adesso siamo nella fase nazionale, abbiamo fatto una gara regionale qui, ma l'obiettivo è portare gare di orienteering di più alto livello. È un'occasione certo per conoscere il nostro territorio, un territorio da 1000 risorse che dà una sensazione incredibile, è un misto dell'antico mischiato col moderno, strutture all'avanguardia che vanno a innestarsi a un ambiente ancora incontaminato che attraverso questo sport viene appunto conosciuto. Quindi siamo ben propensi di sviluppare questo sport ad alti livelli. Proseguono ora gli appuntamenti promozionali della FISO Veneto, mentre per i prossimi titoli in palio bisognerà attendere il mese di settembre. Dopo l'estate avremo i campionati regionali a media distanza e a staffetta che saranno fatti nella zona del Bellunese e del Trentino, Folgaria per l'esattezza. E con questo daremo conclusione a un'attività che ha visto un 2011 direi con dei numeri veramente eccezionali rispetto al passato.